Aleluia! Erga as tuas vozes comigo, vamos cantar todos juntos. Aleluia ao nosso Deus, vamos. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Ti ringrazio, mio Re, per le cose belle che sempre fai per me. Grazie per il sole ed il cielo grande blu e per gli uccellini che cantano lassù. Grazie per la vita e il respiro che mi dai e per la tua presenza che mai mi lascerà. Per la tua pazienza e la tua bontà, la tua misericordia e benignità, per la morte di tuo figlio che pensò a me in quella rude croce, si donò perché. Grande è il tuo amore per me, grandi le cose che hai per me, grande è la grazia che mi fa ogni giorno avanzare nonostante i peccati miei. Grande è il tuo amore per me, grandi le cose che hai per me, grande è la grazia che mi fa ogni giorno avanzare nonostante i peccati miei. Grande è la tua grazia per me.
Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti con la pace del Signore Gesù. Benvenuti alla preghiera del mattino, un programma mattinale di preghiera e lettura della parola di Dio della Shea Damit, Chiesa Evangelica Assemblea di Dio, Arca Missionaria in Italia. Io vorrei dare benvenuti a tutti, salutarvi, che il Signore vi benedica abbondantemente. Io sono il missionario Victor Lopes e oggi, mercoledì 15 febbraio 2023, siamo qui con una preghiera in più. Glória a Gesù. Che il Signore vi benedica e vi aiuti in ogni cosa. Vorrei mandare un saluto, un abbraccio a tutti i nostri fratelli che sono già in diretta con noi. Che Dio benedica a tutti in nome di Gesù. Condividete, lasciate il vostro like, fate così. Quando lasciamo un like così andrà tutto bene. Lascia il vostro like e condividete. Se non siete iscritti ancora su questo canale, iscrivetevi, pigiate sul campanello delle notifiche e lasciate le notifiche attive, così ogni volta che siamo in diretta online o carichiamo un contenuto, subito riceverete le notifiche e potreste partecipare con noi. Glória a Gesù. Un saluto a tutti i nostri fratelli di Firenze, un abbraccio a tutti i fratelli di Firenze, un abbraccio ai fratelli di Pisa Pomarance, della nostra seconda base missionaria, un abbraccio ai fratelli di Verona Legnago, della nostra terza base missionaria, che Dio vi benedica tantissimo, e un abbraccio grandissimo a tutti i fratelli che sono in Italia, fuori Italia, che il nome del Signore sia glorificato nella vostra vita, in nome di Gesù. Preghiamo stamattina per iniziare. In questa preghiera ho ricevuto una richiesta della sorella Vicenza, che è di Legnago. Lei è per ora in Sicilia perché sta risolvendo alcune cose e ha bisogno che il Signore possa intervenire lì in una questione della sua casa, e preghiamo perché il Signore possa intervenire lì. Vorrei chiedere preghiera ai fratelli per questo. Stava tutto già risolto, ma c'è una persona che è molto burocratica lì e quindi preghiamo perché il Signore possa aiutare in questa burocrazia della vendita della casa e che lei possa riuscire a tornare a Verona come vorrà il Signore. Amen. Preghiamo per questo. C'è anche la sorella Pinuccia a Verona che chiede preghiera per le sue figlie e suo marito, Angela e Gaia. Preghiamo per queste due ragazze, sono figli della sorella Pinuccia lì a Verona. Preghiamo per loro. Preghiamo anche per altre richieste che ci sono, particolari, che mi hanno chiesto. Preghiamo. E vorrei chiedervi preghiera anche per la questione della nostra chiesa a Firenze, del fondo dove siamo. Preghiamo per che il Signore possa guidarci ogni cosa e aprirci una porta e levare ogni impedimento. Amen. Preghiamo perché il Signore sa di tutte le cose e non sta essendo facile, ma il Signore è la nostra forza. Amen. Preghiamo al Signore per tutti i nostri fratelli, operai, consiglio direttivo della Chiesa, consultivo, fiscali, tutti i giovani, gli adolescenti. Vorrei che voi prendete i nomi di questi adolescenti: Matteo, Logan, Francesca e Gabriella.
se potete, fate una preghiera specifica per loro, state sempre ricordando di questi ragazzi che hanno tantissimo bisogno, che la mano di Dio sia su di loro e che loro non si allontanino dalla presenza del Signore. Amen? E preghiamo perché il Signore possa darci strategie e possiamo aggiungere loro nelle attività della Chiesa. Amen? Per i bimbi preghiamo perché Dio ci dia una leadership più forte, nel senso una leadership specifica, ecco la parola giusta, per i bimbi, che lavori tutto l'anno pensando a loro, con un'agenda annuale solo per loro, con le attività annuali, che sia una leadership così per i bambini. Preghiamo per la leadership dei giovani, per i giovani, perché il Signore dia salvezza, perché il Signore vi aiuti. Preghiamo per le donne, per gli uomini e per gli anziani. Preghiamo anche per il gruppo di lode, per la leadership, e vi chiedo preghiera anche per me, per mia moglie Priscilla, perché il Signore possa aiutarci e guidarci. Preghiamo anche per il pastore Roberto e continuiamo in preghiera uni per gli altri, sapendo che il Signore è buono e la sua bontà dura in eterno. Amen. E continuiamo in preghiera per Denisa, perché il Signore possa completare l'opera che ha iniziato. Gloria a Dio. Signore Gesù, in questo momento siamo qui nella tua presenza, vogliamo ringraziarti, Signore, per questa opportunità, per il privilegio che ci dai di poter essere qui insieme con i nostri fratelli stamattina in più, oggi il 15 febbraio 2023, mercoledì. Siamo qui insieme, Signore, per dare gloria al tuo nome. Rendiamo grazie, Signore, per la bontà e misericordia tua sulla nostra vita, perché tu sei, Signore, fedele in ogni tempo. Questa giornata in più, e ti ringrazio perché possiamo essere qui già in preghiera, cercando la tua presenza. La tua parola dice che molte sono le afflizioni dei giusti. Oh Gesù, ma tu lo liberi di tutti. In nome di Gesù, Padre, ci libera delle afflizioni, dei dolori, delle cose che ci preoccupano, di ciò che disturba la nostra concentrazione spirituale, fisica, sia per la lettura della tua parola, per la preghiera, e sia la concentrazione delle attività che dobbiamo fare durante tutta la giornata, Signore, che tu possa darci equilibrio spirituale, equilibrio emozionale, equilibrio fisico, che possiamo, Signore, continuare nella tua presenza questa giornata e tutta la settimana, Signore, custodendo la tua parola nel nostro cuore, che la tua parola sia, Signore, la base, il sostegno, l'equilibrio per noi. Ti prego, Spirito Santo, di guidarci secondo la tua volontà sul sentiero di giustizia, di pace e di verità. Ci libera di ogni male, ci libera di noi stessi, della nostra carne. Ci libera, Signore, dei pensieri che non vengono da te, delle voglie che non vengono da te, ma aggiungi, Signore, ciò che viene da te, che possiamo essere ancora più simili a te, che possiamo, Signore, lasciare il passato, il vecchio uomo, e vivere il nuovo del Vangelo, l'uomo restaurato, giustificato, salvato, libero. In nome di Gesù, Padre, ti presento tutte queste richieste di Vicenza. Intervieni, Signore, in questa situazione della sua casa. Signore, quel documento fa quella signora firmare, e che tutto possa succedere per la gloria del tuo nome, Signore. Ti prego anche, Signore, che tu possa lavorare nella famiglia sua, nella vita dei suoi figli. Ti prego anche per Ignazio, che tu lo dia salute,
sia con lui, Signore, ti prego in nome di Gesù. Ti prego, Signore, per tutta la leadership della Scelta Meet. In nome di Gesù continua benedicendo a tutti, Signore, rinforzando, e che possiamo essere più uniti e che possiamo essere, Signore, nella stessa visione spirituale che tu ci dai. Ti prego di liberarci di ogni gelosia, di ogni pensiero che non viene da te. Signore, ti prego di rinforzarci di grazia, di potenza del tuo spirito, Signore, che possiamo avere veramente gli occhi spirituali, che possiamo avere l'udito spirituale, che possiamo avere una vita spirituale. Signore, ci aiuta con questa visione di promuovere questo risveglio spirituale. Ci copri con tuo sangue, Signore. In nome di Gesù, Padre, questo progetto di fare un risveglio spirituale, prepara la squadra, tocca nei cuori, Signore, alza persone perché possiamo essere in 9 per fare questo lavoro di risveglio spirituale nei quartieri, e che il tuo nome sia glorificato, Signore, a cominciare da Isoloto. E di già vorrei, Signore, che tu metta il tuo perimetro di Dio e che tu dia, Signore, limiti a Satana lì, di uscire dal tuo perimetro e dal tuo territorio. Quel territorio c'è un perimetro tuo, tu hai già fissato un perimetro, sono posse tue, Signore, sono territori tuoi. Quindi, Signore, ti prego in nome di Gesù che tu possa cominciare adesso a ordinare Satana di fare le sue valigie, riempire i camion e andare via di quella zona di Isoloto, perché quella zona è perimetrata, sta già demarcata, Signore, è già fissato un perimetro tuo, e noi come ambasciatori tuoi, come popolo tuo, come esercito tuo, andremo, Signore, marchando con la bandiera Jeová Nissi, Jeová Sabaoth, Jeová Jireh, Jeová Rafá, e noi entreremo lì, Signore, per distruggere le fortezze di Satana. Mentre Mosè era su monte con Ur e Arone, Josué era laggiù con Caleb, combattendo con l'esercito. Signore, che la tua bontà, Signore, sia su di noi, e che tu ci faccia, Signore, prevalere su il nemico che c'è lì in quel posto. Disfa lo spirito di rabbia. Ieri nell'evangelizzazione, Signore, quella donna che era lì arrabbiata, che sgridava, che parlava parolacce con me, Signore, vedi quelli che hanno rifiutato, ma vedi quelli che hanno accettato. Signore, in nome di Gesù ti prego, promuovi questo risveglio spirituale a Isoloto e alza un esercito. Ho bisogno di 9, io più 8, Signore, persone, per questo progetto risveglio spirituale a Isoloto, guarigione e liberazione. Signore, prepara, perché noi faremo lì, Signore, in nome di Gesù, questo evento che tu sarai presente. Tu sei il primo invitato. Signore, disfa delle fortezze di Satana, le persone che sono sotto la potenza del nemico, disfa ora, in nome di Gesù, libera, in nome di Gesù, Signore, in nome di Gesù, che tu possa operare di modo grandioso in quel quartiere e che tu possa stabilire anche la Chiesa lì, in nome di Gesù, Padre, come tu lo vuoi così, come tu ci hai detto, lo fai. Signore, ti prego, in nome di Gesù,
Ti prego per tutte le richieste che ho presentato, per me, per Priscilla, per il mio pastore, per le basi missionarie, per i nostri missionari, operai, la leadership, Signore, anche il consiglio direttivo, consultivo, fiscale. Ti prego, Signore, per gli alunni del Vivaio, il centro di formazione missionaria. Signore, prepara loro, che tu sia il maestro, che tu sia la guida di questo corso. Ogni professore che parlerà non sia loro, sia te, e che gli alunni siano impattati ogni lezione per la tua gloria e per la tua voce. Ti prego, Signore, ci guida in tutto, sia con noi, dà salute a Denise ancora, al suo babbo Aghima, a Arthur. Visita lei, Signore, stamattina con guarigione, libera lei di ogni dolore, di ogni cosa che senti che non sta bene. In nome di Gesù disfà, Signore, disfà di ogni male. In nome di Gesù, Signore, sia con noi. Amen. Gloria a Dio. Leggiamo la parola di Dio stamattina che si trova Esodo 38, 39 e 40 e dopo Lettera agli Ebrei, capitolo 1. Gloria a Gesù. Aprite la vostra Bibbia, accompagnate con noi. Capitolo 38, Esodo. Poi fece l'altare degli olocausti di legno d'acacia. La sua lunghezza era di 5 cubiti e la sua larghezza di 5 cubiti. Era quadrato e aveva un'altezza di 3 cubiti. Ai 4 angoli gli fece dei corni che spuntavano da esso e lo rivestì di bronzo. Fece pure tutti gli utensili dell'altare, i vasi per le ceneri, le palette, i catini, i forchettoni, i braccieri, tutti i suoi utensili li fece di bronzo. Fece per l'altare una graticola di bronzo a forma di rete sotto la cornice nella parte inferiore, in modo che la rete raggiungesse la metà dell'altezza dell'altare. Fuse 4 anelli per i 4 angoli della gratella di bronzo, per farvi passare le stanghe. Poi fece le stanghe di legno di acacia e le rivestì di bronzo. Fece passare le stanghe per gli anelli ai lati dell'altare, le quali dovevano servire a portarlo. Lo fece di tavole vuoto. Poi fece la conca di bronzo e la sua base di bronzo, servendosi degli specchi delle donne che venivano a gruppi a fare il servizio all'ingresso della tenda di convegno. Poi fece il cortile dal lato meridionale per formare il cortile. C'erano 100 cubiti di cortine di lino fino ritorto, con le loro 20 colonne e le loro 20 basi di bronzo. I ganci e le aste delle colonne erano d'argento. Dal lato di settentrione c'erano 100 cubiti di cortine con le loro 20 colonne e le loro 20 basi di bronzo. I ganci e le aste delle colonne erano d'argento. Dal lato l'occidente c'erano 50 cubiti di cortine con le loro 10 colonne e le loro 10 basi. I ganci e le aste delle colonne erano d'argento. Sul davanti
Dal lato orientale c'erano 50 cubiti. Da uno dei lati dell'ingresso c'erano 15 cubiti di cortine, con 3 colonne e le loro 3 basi. Dall'altro lato, tanto da una parte quanto dall'altra, dall'ingresso del cortile, c'erano 15 cubiti di cortine, con le loro 3 colonne e le loro 3 basi. Tutte le cortine che formavano il recinto del cortile erano di lino fino ritorto. Le basi per le colonne erano di bronzo, i ganci e le aste delle colonne erano d'argento. I capitelli delle colonne erano rivestiti d'argento e tutte le colonne del cortile erano congiunte con delle aste d'argento. La portiera per l'ingresso del cortile era ricamata di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto. Aveva una lunghezza di 20 cubiti e un'altezza di 5 cubiti, corrispondente alla larghezza delle cortine del cortile. Le colonne erano 4 e 4 le loro basi di bronzo. I loro ganci erano d'argento, i loro capitelli e le loro aste erano rivestiti d'argento. Tutti i pioli del tabernacolo e del recinto del cortile erano di bronzo. Questi sono i conti del tabernacolo della testimonianza, che furono fatti per ordine di Mosè, ad opera dei Leviti, sotto la direzione di Tamar, figlio del sacerdote Aarone. Bezaleel, figlio di Uri, figlio di Cur, della tribù di Giuda, fece tutto quello che il Signore aveva ordinato a Mosè. Bezaleel, ripeto 22, figlio di Uri, figlio di Cur, della tribù di Giuda, fece tutto quello che il Signore aveva ordinato a Mosè, avendo con sé Oholiab, figlio di Aisamac, della tribù di Dan, scultore, disegnatore e ricamatore di stoffe violacee, porporine, scarlatte e di lino fino. Tutto l'oro che fu impiegato nell'opera per tutti i lavori del santuario, oro delle offerte, fu 29 talenti e 730 sicli, secondo il ciclo del santuario. L'argento di quelli della comunità, dei quali si fece il censimento, fu 100 talenti e 1775 sicli, secondo il ciclo del santuario. Un becca a testa, vale a dire mezzo ciclo, secondo il ciclo del santuario, per ogni uomo compreso del censimento dall'età di 20 anni in su, cioè per 603.550 uomini. I 100 talenti d'argento servirono a fondere le basi del santuario e le basi del velo. 100 basi per i 100 talenti, un talento per base. Con i 1775 sicli si fecero dei ganci per le colonne, si rivestirono i capitelli e si fecero le aste delle colonne. Il bronzo delle offerte ammontava a 70 talenti e a 2400 sicli. Con questi si fecero le basi dell'ingresso della tenda di convegno, l'altare di bronzo con la sua graticola di bronzo e tutti gli utensili dell'altare, le basi del cortile tutto intorno e le basi dell'ingresso del cortile, tutti i pioli del tabernacolo e tutti i pioli del recinto del cortile. Capitolo 39. Poi, con le stoffe tinte di violaceo, porporino e scarlatto,
Fecero dei paramenti cerimoniali ben lavorati per le funzioni nel santuario e fecero i paramenti sacri per Aarone, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Si fece l'efod d'oro, di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto. Batterono l'oro in lamine e lo tagliarono a fili per intesserlo nella stoffa violacea, porporina, scarlatta e nel lino fino per farne un lavoro artistico. Li fecero delle spalline unite insieme. In tal modo l'efod era tenuto insieme mediante le sue due estremità. La cintura artistica che era sull'efod per fissarlo era tutta d'un pezzo con l'efod e del medesimo lavoro di esso, cioè d'oro, di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Poi lavorarono le pietre d'onice, incastonate in montature d'oro, sulle quali incisero i nomi dei figli di Israele, come si incidono i sigilli, e fissarono le pietre sulle spalline dell'efod, per ricordare i figli di Israele, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Poi si fece il pettorale artisticamente lavorato, come il lavoro dell'efod, d'oro, di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto. Il pettorale era quadrato, lo fecero doppio, aveva la lunghezza di una spanna e una spanna di larghezza, era doppio, e vi incastarono 4 file di pietre. Nella prima fila c'era un sardonio, un topazio e uno smeraldo. Nella seconda fila un rubino, un zaffiro e un calcedonio. Nella terza fila un opale, un'agata e un'ametista. Nella quarta fila un crisolito, un onice e un diaspro. Queste pietre erano incastonate nelle loro montature d'oro. Le pietre corrispondevano ai nomi dei figli di Israele ed erano 12 secondo i loro nomi. Erano incise come dei sigilli, ciascuno con il nome di una delle 12 tribù. Fecero pure sul pettorale delle catenelle d'oro puro, intrecciate come dei cordoni. Fecero 2 montature d'oro e 2 anelli d'oro e misero i 2 anelli alle 2 estremità del pettorale. Fissarono i 2 cordoni d'oro ai 2 anelli all'estremità del pettorale e attaccarono gli altri 2 capi dei 2 cordoni d'oro alle 2 montature e li misero sulle 2 spalline dell'efod, su davanti. Fecero anche 2 anelli d'oro e li misero alle altre 2 estremità del pettorale, sull'orlo interno volto verso l'efod. Fecero 2 altri anelli d'oro e li misero alle 2 spalline dell'efod, in basso, sul davanti, vicino al punto dove avveniva la giuntura, al di sopra della cintura artistica dell'efod. Attaccarono il pettorale mediante i suoi anelli agli anelli dell'efod con un cordone violaceo, affinché il pettorale fosse al di sopra della banda artisticamente lavorata dell'efod e non si potesse staccare dall'efod come il Signore aveva ordinato a Mosè. Si fece pure il manto dell'efod in lavoro di tessitura tutto di color violaceo e l'apertura in mezzo al manto per farvi passare la testa, apertura come quella di una corazza, con un'orlatura tessuta intorno perché non si strappasse. E all'orlo inferiore del manto fecero delle melagrane di color violaceo, porporino e scarlatto, di filo ritorto, e fecero dei sonagli d'oro puro e posero i sonagli in mezzo alle melagrane. All'orlo inferiore del manto, tutto intorno,
tra le melagrane. Un sonaglio e una melagrana, un sonaglio e una melagrana. Sull'orlatura del manto, tutto intorno, per fare il servizio come il Signore aveva ordinato a Mosè. Si fecero pure le tuniche di lino fino in lavoro di tessitura per Aarone e per i suoi figli, il turbante di lino fino, gli ornamenti delle mitre di lino fino, le mutande di lino fino ritorto e la cintura ricamata di lino fino ritorto, di color violaceo, porporino, scallato, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Fecero d'oro puro la lamina del sacro diadema e vi incisero come si incide sopra un sigillo, santo al Signore. Vi attaccarono un nastro violaceo per fermarla sul turbante in alto, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Così fu finito tutto il lavoro del tabernacolo e della tenda di convegno. I figli di Israele fecero interamente come il Signore aveva ordinato a Mosè. Fecero a quel modo, poi portarono a Mosè il tabernacolo, la tenda e tutti i suoi utensili, i suoi fermagli e le sue tavole, le sue traverse, le sue colonne, le sue basi, la coperta di pelli di montone tinte di rosso, la coperta di pelli di delfino e il velo di separazione, l'arca della testimonianza con le sue stanghe e il propiziatorio, la tavola con tutti i suoi utensili e il pane della presentazione, il candelabro d'oro puro con le sue lampade, le lampade disposte in ordine, tutti i suoi utensili e l'olio per il candelabro, l'altare d'oro, l'olio dell'unzione, l'incenso aromatico e la portiera per ingresso della tenda, l'altare di bronzo, la sua graticola di bronzo, le sue stanghe e tutti i suoi utensili, la conca con la sua base, le cortine del cortile, le sue colonne, le sue basi, la portiera per l'ingresso del cortile, i cordami del cortile, i suoi pioli e tutti gli utensili per il servizio del tabernacolo per la tenda di convegno, i paramenti cerimoniali per le funzioni del santuario, i paramenti sacri per il sacerdote Aarone e i paramenti dei suoi figli per esercitare il sacerdozio. I figli di Israele eseguirono tutto il lavoro come il Signore aveva ordinato a Mosè. E Mosè vide tutto il lavoro ed ecco, essi lo avevano eseguito come il Signore aveva ordinato. Lo avevano eseguito a quel modo e Mosè li benedisse. Capitolo 40. Il Signore parlò a Mosè e disse: il primo giorno del primo mese erigerai il tabernacolo, la tenda di convegno, vi porrai l'arca della testimonianza e stenderai il velo davanti all'arca. Vi porterai dentro la tavola e disporrai in ordine le cose che vi sono sopra. Vi porterai pure il candelabro e accenderai le sue lampade. Porrai l'altare d'oro per l'incenso davanti all'arca della testimonianza e metterai la portiera all'ingresso del tabernacolo. Porrai l'altare degli olocausti davanti all'ingresso del tabernacolo della tenda di convegno. Metterai la conca fra la tenda di convegno e l'altare e vi metterai dentro dell'acqua. Disporrai il cortile tutto intorno e attaccherai la portiera all'ingresso del cortile. Poi prenderai l'olio dell'unzione e ungerai il tabernacolo e tutto ciò che vi è dentro. Lo consacrerai con tutti i suoi utensili e sarà santo. Ungerai pure l'altare degli olocausti e tutti i suoi utensili.
consacrerai l'altare e l'altare sarà santissimo. Ungerai anche la conca con la sua base e la consacrerai. Poi farai accostare Aarone e i suoi figli all'ingresso della tenda di convegno e lì laverai con acqua. Rivestirai Aarone dei paramenti sacri, lo ungerai e lo consacrerai, perché mi serva come sacerdote. Farai pure avvicinare i suoi figli, li rivestirai di tuniche e li ungerai come avrai unto i loro padri, perché mi servano come sacerdoti, e la loro unzione conferirà loro un sacerdozio perenne, di generazione in generazione. Mosè fece così, fece interamente come il Signore gli aveva ordinato. Il primo giorno del primo mese del secondo anno, il tabernacolo fu eretto. Mosè erese il tabernacolo, ne pose le basi, ne collocò le assi, ne mise le traverse e ne rissò le colonne. Stese la tenda sul tabernacolo e sopra la tenda pose la coperta di essa, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Poi prese la testimonianza e la pose dentro l'arca, mise le stanghe all'arca e collocò il propiziatorio sull'arca. Portò l'arca nel tabernacolo, sospese il velo di separazione e con esso coprì l'arca della testimonianza, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Pose pure la tavola nella tenda di convegno, dal lato settentrionale del tabernacolo, fuori dal velo. Vi dispose sopra in ordine il pane davanti al Signore, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Poi mise il candelabro nella tenda di convegno, di fronte alla tavola, dal lato meridionale del tabernacolo, accese le lampade davanti al Signore, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Poi mise l'altare d'oro nella tenda di convegno, davanti al velo, e vi bruciò sopra l'incenso aromatico, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Mise pure la portiera all'ingresso del tabernacolo, poi collocò l'altare degli olocausti all'ingresso del tabernacolo, della tenda di convegno, e vi offrì sopra l'olocausto e l'oblazione, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Pose la conca fra la tenda di convegno e l'altare, e vi pose dentro dell'acqua per le abluzioni. Mosè, Aarone e i suoi figli con quell'acqua si lavarono le mani e i piedi quando entravano nella tenda di convegno, e quando si avvicinavano all'altare si lavavano, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Eresse pure il recinto intorno al tabernacolo e l'altare e sospese la cortina all'ingresso del cortile. Così Mosè completò l'opera. Allora la nuvola coprì la tenda di convegno e la gloria del Signore riempì il tabernacolo. E Mosè non poté entrare nella tenda di convegno perché la nuvola si era posata sopra e la gloria del Signore riempiva il tabernacolo. Durante tutti i loro viaggi, quando la nuvola si alzava dal tabernacolo, i figli di Israele partivano, ma se la nuvola non si alzava, non partivano fino al giorno in cui si alzava. La nuvola del Signore infatti stava sul tabernacolo di giorno e di notte vi stava un fuoco visibile a tutta la casa di Israele durante tutti i loro viaggi. Amen. Ieri abbiamo parlato che non basta volere fare l'opera di Dio. Il primo passo è volere. Ma Dio vuole che noi lo facciamo come piace a Lui, come vuole Lui. Ieri ho parlato di questo, che il servizio al Signore c'è una misura. Come Dio ha voluto che loro lavorassero,
e nel servizio, nella costruzione del tabernacolo, lui ha capacitato loro, ha dato talento, intelligenza, ha riempito di saggezza loro per fare quelle attività come Besaleel, Oliab e altri. La Bibbia dice che in questi 3 capitoli che abbiamo letto che non solo misura, ma Dio vuole anche il posto. Dio vuole che le cose siano nel luogo giusto. Perché Dio poteva dire, allora Mosè, organizza come ti pare. No, Dio non ha detto organizza come ti pare. Dio ha detto a Mosè che aveva una organizzazione. Ogni utensile, ogni cosa aveva un luogo specifico, un posto specifico, un posto per l'arca, un posto per la conca, un posto per il candelabro, un posto per la tavola, un posto per l'altare dell'olocausto, un posto per l'altare del profumo. C'era un posto per ogni cosa. Un posto per ogni cosa. Una volta io parlavo con un fratello e lui diceva, lui mi ha detto così, no, perché io vado via, andrò via così. Io ho detto, ma Dio vuole che tu vá via, che tu vai via? Dio vuole che tu vada via? Sei sicuro? E lui ha detto, ma pastore, scusa, la benedizione di Dio non è nel luogo, ma è in me. Dove andrò, la benedizione andrà con me. Io ho detto, aspetta un attimo su questa interpretazione. Fa attenzione. La Bibbia dice che dove calpesteremo i nostri piedi, benedetto sarà. E questa è la parola che tu stai riferendo, facendo riferenza. Sì, questa parola dice quello. Ecco. Ma prima di questa parola dice, se attentamente ascoltare la mia voce e udire i miei comandamenti. È questa che dice la parola in anticipo. Non prendi un versetto per le tue scelte. No. Leggi tutto il contesto. Sii attentamente udire la mia voce. Dio ha parlato a Mosè qua e ha detto a lui, io voglio questo qui, questo qua, questo qua, questo qua, questo qua. Non poteva, perché per me io vedo che è più bello essere qui, in questo posto qua. No. Perché io vedo che è più bello essere lì, se noi organizziamo così, se magari il candelabro non fosse qui, fosse qua, più visibile o di qua. No. Perché il posto dove Dio voleva aveva anche un obiettivo, un proposito. Dio c'è un proposito nel creato e nella posizione che ha messo quel creato. Ossia, Dio ha un proposito in te, ma Dio ha un proposito dove ti ha fatto essere, dove ti ha portato, dove ti ha messo. Dobbiamo capire questo proposito, dobbiamo capire quale funzionalità abbiamo. Non solo io sono un portatore della benedizione di Dio, ecco, sono un portatore, ma Dio mi vuole, e non solo mi vuole nel luogo giusto. Amen? Dobbiamo comprendere questo. E una cosa che è molto chiara in tutta la lettura, sembra una lettura molto ripetitiva, ma è una lettura che fa menzione, che ci fa ragionare e che ci stringe a capire che
c'è la volontà di Dio e la sua volontà sulla sua opera, suo regno è sovrana. Dio non ha dato nessuna scelta a quelle persone di dire: cosa pensate? Volete che questo altare sia così? Sia cosà? Date la vostra opinione. No. Dio non ha detto questo. A volte noi vogliamo, perché io voglio dare la mia opinione, io voglio avere voce. Nell'opera di Dio, nella nostra vita, dobbiamo comprendere che la voce di Dio è sufficiente e essenziale. Finisco dicendo una cosa. Ieri ero con le sorelle evangelizzando lì a Passerella di Soluto e ho detto a una signora, la parola di Dio. E lei ha detto: io ho la mia parola. Lei è una non credente, è una persona che non crede. E ha risposto d'accordo a ciò che non credi. Però io stavo meditando che ci sono tanti credenti dentro chiesa che prendono la parola di Dio e dicono: no, non voglio, io voglio la mia parola, perché ciò che penso, ciò che voglio, dove voglio andare, cosa voglio fare, questo è che importa. La volontà di Dio non importa per quella persona. Sembra che Dio deve sottomettersi a quella persona per dire: senti, io voglio che tu sia questo, come se Dio stesse chiedendo un favore. Servire a Dio, fratelli, è un privilegio. E magari tutti potessero servirlo, quanti non hanno l'opportunità. Io quando visitavo gli ospedali, io vedevo tante persone che accettavano Gesù lì e morivano. Non avevano l'opportunità di servirlo. Sono stati salvati? Sì, sono stati salvati, hanno creduto, perché la salvezza è per fede, non per opera. Ma non hanno avuto l'opportunità, il privilegio che abbiamo di servire. Perché abbiamo la gioia della salvezza, ma il privilegio del servizio. Non indurisce il tuo cuore stamattina. Quando ascoltate la parola di Dio, non indurite il vostro cuore. Sta scritto: Dio vuole te nella misura, nel posto giusto e facendo ciò che Lui ha detto di fare, come Lui vuole che tu lo faccia. Ebrei capitolo 1. A volte noi siamo molto esigenti, perché io faccio, io ho bisogno di questo, perché io faccio, io ho bisogno di quello, perché io faccia quest'opera, questa cosa, io ho bisogno che ci sia così. Io non riesco a fare così, di questo modo. Siamo troppo esigenti. E noi dobbiamo capire che noi siamo nel deserto. E se questo tabernacolo non è costruito nella nostra vita con ubbidienza, sottomissione e perseveranza, la presenza di Dio non sarà con noi e moriremo nel deserto. Perché il proposito della costruzione del tabernacolo era che Dio voleva dimorare in mezzo al popolo. Dio vuole dimorare in mezzo a te, ma Dio non dimora in mezzo a chi non ubbidisce, a chi non si sottomette e né a chi non persevera. Capitolo 1 agli Ebrei. Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte, in molte maniere, ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che Egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. Egli, che è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza,
e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Così è diventato di tanto superiore agli angeli, di quanto il nome che ha ereditato è più eccellente di loro. Infatti, a quale degli angeli ha mai detto: tu sei mio figlio, oggi io ti ho generato, e anche io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio. Di nuovo, quando introduce il primogenito nel mondo, dice: tutti gli angeli di Dio lo adorino. E mentre degli angeli dice: dei suoi angeli egli fa dei venti e dei suoi ministri fiamme di fuoco. Parlando del figlio dice: il tuo trono, o Dio, dura di secolo in secolo, e lo scettro del tuo regno è uno scettro di giustizia. Tu hai amato la giustizia e hai odiato l'iniquità. Perciò Dio, il tuo Dio, ti ha unto con olio di letizia a preferenza dei tuoi compagni. E ancora, tu, Signore, nel principio hai fondato la terra, e i cieli sono opera delle tue mani. Essi periranno, ma tu rimani. Invecchieranno tutti come un vestito, li avvolgerai come un mantello e saranno cambiati come un vestito, ma tu rimani lo stesso, e i suoi anni non avranno mai fine. E a quale degli angeli disse mai: siedi alla mia destra finché abbia posto i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi? Essi non sono forse tutti spiriti al servizio di Dio, mandati a servire in favore di quelli che devono ereditare la salvezza? Gloria a Gesù. Egli è il splendore della sua gloria, impronta della sua essenza, che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Cosa Dio dava a Mosè lì? La parola. Dio dava a Mosè la parola. E come è buono quando abbiamo la parola, perché la parola ci dà sostegno, equilibrio. Finisco questa mattina dicendo: ubbidisci, ti sottometti e persevera in credere, in servirlo. Che Dio vi benedica, vi auguro una buona giornata e un abbraccio a tutti. Lasciate mi piace, condividete, e se vorrà il Signore ci vediamo domani alle 8 con la preghiera del mattino. Che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e consolazione dello Spirito Santo siano con tutti noi oggi e per sempre. Amen. Un abbraccio a tutti. Dio vi benedica abbondantemente.